Beh, io credo che stasera che un amministratore delegato di una delle prime 4 banche d'Italia sia venuto a Treviso a portare la sua visione dell'economia locale ma anche mondiale a una sessantina di imprenditori di qualità per dire voi metteteci il coraggio, noi metteremo i soldi che avete bisogno, credo che sia un fatto storico. La serata a cui si riferisce Roberto Castagner, noto imprenditore e padre delle grappe più conosciute nei mercati mondiali, si intitolava Banco Incontra, economia locale, credito e rischio cinese. Con relatore Pier Francesco Saviotti, amministratore delegato del Banco Popolare di cui fa parte la Banca Popolare di Verona. Sede dell'incontro proprio la distilleria Acquavite Castagner. Ma sentiamo Saviotti come racconta l'imprenditore Castagner e quali progetti ha per la marca trevigiana. Una persona che ti fa, come dire, ti fa innamorare subito perché la sua volontà, la sua voglia di fare, la sua visione prospettica sono effettivamente forti, sono coinvolgenti. Che ci siano progetti su quest'area è indubbio, altrimenti non sarei neanche venuto a parlare agli imprenditori. Noi vogliamo crescere su quest'area perché questa provincia è una provincia fondamentale, una provincia ricca, è una provincia che pur avendo avuto i suoi problemi come tante altre province è una provincia che darà delle soddisfazioni. Mentre le banche si riassestano e la crisi cinese potrebbe beneficiare all'export italiano, in casa Castagner si guarda al 2016 pensando a 4 nuove assunzioni. Noi abbiamo fatto un più 8% del fatturato nel 2014-2015, le prospettive sono di un altro 10% nel 2016 e quindi è chiaro che avendo possibilità di fatturare di più possiamo assumere di più. Oggi anche il Jobs Act consente di frequentare dei giovani e pagarli meno o pagarli diciamo quello che oggi le aziende possono fare quando un giovane deve essere anche addestrato e credo che questo sia l'elemento più importante oltre al costo del denaro e dell'energia che veramente negli ultimi 2 anni ci hanno dato una mano. Tasse, energia, lavoro intanto in Italia costano più che in tutta Europa. Questo ci ha obbligato comunque, io dico non tutto il male per nuocere, a puntare al salto di qualità, cercare l'eccellenza, vendere prodotti più cari degli altri perché nel basso profilo con i costi che abbiamo saremmo morti tutti. Quindi io credo che il governo deve comunque abbassare le tasse e almeno detassare gli investimenti, è una cosa fondamentale, è assurdo pagare le tasse sugli investimenti che creano posti di lavoro. Credo che oggi gli imprenditori che abbiamo visto stasera hanno tutte delle aziende che esportano mediamente dal 20 al 50% e credo che questa sia l'unica ricetta per uscire dalla crisi. La serata si è conclusa con l'energia del tenore Francesco Grollo, che non ha mancato di far vibrare i presenti.